2 giorni di confronto a Napoli per le nuove leve del notariato, le sfide per il futuro della categoria al centro del convegno nazionale. Giuseppe De Caro. Guarda al futuro l'Associazione Italiana Giovani Notai, che a Castel dell'Ovo a Napoli ha tenuto il suo congresso nazionale. La tecnologia è entrata ormai a far parte anche della vita lavorativa di chi svolge la più classica delle professioni. Le nuove leve del notariato si sono interrogate proprio sulle sfide della digitalizzazione, soprattutto per quel che riguarda la conservazione dei documenti. Il presidente dell'Associazione Giovani Notai, Ludovico Maria Capuano. Possiamo noi come notai, con quel ruolo che ci è proprio, fornire quella giusta intermediazione tra l'economia digitale, tra la velocità di Internet e la certezza dei traffici giuridici. Alla 2 giorni di dibattiti ed incontri ha preso parte il presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Antonio Areniello, che ha chiarito come i giovani notai possano fungere da stimolo per i colleghi più anziani. Evidenziando tematiche di notevolissimo rilievo, previdenziali, di politica di categoria, sulla formazione, sulla deontologia, tutte tematiche che sono al centro della riforma delle professioni. Il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Maurizio Del Rico, ha invece ribadito un concetto fondamentale. Cerchiamo di contemperare le esigenze della modernità con la classicità della funzione.